Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Domenica 30 maggio, nel parco di Villa Correra, Casale di Scodosia, erano presenti cinofili appassionati, ma anche chi voleva semplicemente godere del refrigerio del parco della villa, usualmente non aperto al pubblico, in occasione della sesta mostra cinofila, che ha visto riconfermarsi anche quest'anno il successo di pubblico e partecipanti delle scorse edizioni. Prevediamo di avere un'affluenza analoga a quella dell'anno scorso, quindi attorno ai 180 cani e almeno 1 migliaio di visitatori che avranno l'occasione di vedere il parco, che è aperto al pubblico solo in poche occasioni, con partecipanti che arrivano da tutta Italia, dalla Campania fino al Friuli Venezia Giulia. I giudici selezioneranno i cani in base all'aderenza allo standard, cioè a quanto il cane che gli viene presentato assomiglia a quello che è l'ideale di razza del cane. Nel primo pomeriggio di domenica, i cani hanno scodinzolato felici all'ombra del parco della villa, facendosi coccolare da padroni e amici, in attesa di esibire le proprie beltà. Allora, questo è un Cavalier King, Charlie Spaniel e un Pinscher Nano. Li faccio partecipare più che altro per una soddisfazione loro e per passare una giornata diversa, non per avere dei compensi o cose del genere, perché sinceramente solamente perché per noi sono come dei figli, di conseguenza è giusto che anche loro abbiano i loro spazi. Terminate le iscrizioni alla manifestazione, i padroni dei cani hanno avuto modo di assistere ad una dimostrazione gratuita di T-Touch, una tecnica di massaggio che aiuta a risolvere alcune problematiche dei nostri amici a quattro zampe. Un metodo di educazione cinofila che si basa sul toccare il cane, quindi innanzitutto instaura un rapporto molto stretto con il cane, quindi aiuta il proprietario a diventare molto amico del cane. E poi la cosa più importante è che con i tocchi, cioè toccando il cane in un certo modo, si possono cambiare alcuni atteggiamenti, quindi cani che hanno paura, cani aggressivi, cani che tirano il guinzaglio, comunque problematiche di questo genere possono essere migliorate o risolte anche con il Telephone Touch. Nei 4 ring preparati dalla Proloco di Casale hanno gareggiato 4 diverse tipologie di cane: i cani da caccia, quelli da compagnia, i cani pastore e quelli da difesa. I 3 finalisti di ogni ring hanno poi preso parte alla Best in Show, finale assoluta vinta da un pastore tedesco, seguito da un boxer e da un setter inglese.